Vuoi lavorare come camionista su tratte internazionali ma non hai idea di cos'è la CEMT? Seguimi e guarda questo video fino alla fine, che ti spiego tutto in modo semplice e chiaro. La CEMT è un'autorizzazione multilaterale che permette di fare trasporti conto terzi nei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o dello spazio economico europeo. Infatti in questi stati il trasporto non è liberalizzato. Senza questo permesso non puoi circolare. Con la CEMT puoi attraversare più paesi con un solo documento, senza dover richiedere autorizzazioni singole da ogni stato. Le autorizzazioni si dividono in due tipi: quella annuale di colore verde e quella di breve durata, 30 giorni, di colore giallo. E mi raccomando, deve essere sempre a bordo dei veicoli in originale. I permessi CEMT sono contingentati, quindi a numero chiuso. Ogni anno ne vengono rilasciati un certo numero dal paese di stabilimento dell'azienda. Non valgono per tutti i trasporti. Ad esempio sono esclusi quello per trasporto di animali vivi, veicoli danneggiati o da riparare. Inoltre sono solo valide per i mezzi immatricolati nei paesi CEMT e che rispettano determinati requisiti tecnici come livello di emissioni e condizioni del veicolo. La CEMT deve essere sempre accompagnata da due documenti: il certificato tecnico del veicolo e il libretto di viaggio, dove si registrano tutti i percorsi fatti. Attenzione, non in tutti i paesi è valida l'autorizzazione CEMT, ad esempio in Austria, in Grecia o in Russia, dove servono permessi diversi. Spero di esservi stato utile con queste informazioni. Se avete altre domande sull'autorizzazione CEMT, scrivetemele qui sotto nei commenti, che rispondo sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!